Grazie per la possibilità che mi date di comunicare con i vostri followers e con i vostri amici. Spero di essere sintetico in queste domande che mi fate. Allora, innanzitutto, quando nasce questa mia passione, ma io credo sin da piccolo. Sapete quando uno cerca già da piccolo, da bambino, di attirare l'attenzione, salire sopra la sedia e raccontare? Ecco, forse già da lì inizia il desiderio di raccontare storie, emozioni e dove? In teatro. E poi piano piano ho coltivato questa mia passione. Ecco, nel 2007 ricordo il primo spettacolo, ero un grillo parlante e poi tante tante altre avventure. Per quanto riguarda Orazio Bottieri è una persona che non si definisce né un attore né un regista perché non ne sono capace. Sono uno che vive tranquillamente raccontando delle storie, cercando di regalare al pubblico delle emozioni e magari anche delle risate. Certe volte ci riusciamo meglio, altre volte peggio, però ecco, questo è stato il desiderio della mia vita e alla fine ci sono riuscito. Ho una vita serena, una vita tranquilla, mi ritengo una persona molto fortunata. Per quanto riguarda la mia prima esperienza, il Cineteatro Colosseum, arrivo lì per caso, festeggiavo il mio compleanno, era il 23 gennaio del 2010. La persona che gestiva quel posto mi dice: sa, noi a breve chiudiamo. Lì lampo di genio, nulla è mai per caso, decido di fare una proposta e quel giorno penso che è scattato come un colpo di fulmine. Lì mi sono innamorato di questo posto che si trova a Bonagia, che ritengo il mio primo figlio teatrale, il mio primo figlio lavorativo. Lo amo tantissimo perché mi ha dato tantissimo, sotto tutti gli aspetti, umani, economici, lavorativi, mi ha permesso di crescere e credetemi, quando qualcuno mi chiede di parlare dei miei teatri, sicuramente quando parlo del Colosseum ho gli occhi a cuoricino. Il mio spettacolo preferito? Questa è una domanda complicata. Non lo so, potrei dire il primo, come potrei dire... non lo so, forse il primo spettacolo che feci e che portai a Roma, al Teatro Porta Portese, debuttai con uno spettacolo molto bello. Ecco, forse quello è uno degli spettacoli particolari perché mi permise di scommettermi con un pubblico nuovo, un pubblico romano. Io che ero sin da quel giorno giravo a malapena i teatri di Palermo e della provincia. Il mio artista preferito, non ho dubbi, Vincenzo Salemme. Io sono un maniaco di Vincenzo Salemme, ho visto tutte le sue performance teatrali, a breve andrò al Sistina a marzo a vedere il suo nuovo spettacolo. Quando esce Salemme in un teatro, corro subito online a comprare i biglietti. Lo ritengo tra gli attuali attori di teatro il numero uno. Il mio sogno nel cassetto? Perdonatemi se la risposta sembra banale, ma il mio cassetto è vuoto. Ho realizzato tutti i sogni che volevo nella mia vita, per questo mi definisco una persona molto fortunata. Sogni nel cassetto, continuare a fare quello che faccio oggi per più tempo possibile, ricevere degli applausi e continuarli a ricevere, posso essere sincero, fino all'ultimo giorno della mia vita. Ecco, quello magari è un sogno nel cassetto. Andiamo a Cosa Nostra. Cosa Nostra debutta i primi di febbraio al teatro Q77 di Torino. Vi immaginate? 3 palermitani, io, Ciro Chimento e Gino Carista, andiamo a conquistare il pubblico piemontese. È una storia molto bella, vuole prendere in giro Cosa Nostra, che sia chiaro. Io sono il figlio di Don Gino che deve prendere le redini della mafia siciliana, ma tutto sono tranne che una persona adatta a fare ciò. Si ride tantissimo, lo sottolineo, con Gino Carista e Ciro Chimento le risate sono assicurate, ma al di là di questo c'è una bellissima morale e un bellissimo messaggio, per questo siamo orgogliosi di portarlo anche fuori dalla nostra Sicilia. I miei programmi per il 2025, tanti spettacoli, tante attività teatrali, ho adesso anche da poco la direzione artistica del teatro al convento, anche lì voglio che i palermitani vengano a mangiare cultura, perché ho sempre pensato che la cultura è un bene di primaria necessità, va mangiato, non dico quotidianamente, ma possibilmente tutte le volte che possiamo, ecco. Un saluto ai vostri follower, cosa dirvi? Grazie, un saluto a voi con l'augurio che possiate sedere in un teatro, ecco, aspettare l'apertura di un sipario e poter vivere una storia dal vivo. E questo è il teatro. Il teatro è una forma di cultura unica e particolare
che non è sostituibile. Di conseguenza l'augurio che faccio ai vostri followers è quello di nel 2025 di poter stare tante volte in teatro. Grazie per la possibilità che mi date e speriamo di vederci presto.